Basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. Torniamo in onda, buongiorno rinnovato, la voce di Sammy Varin introduce molto volentieri l'appuntamento con la Scuola di Magia di Claudio Borghi Aquilini, evocato più volte questa mattina nella nostra rassegna stampa, chissà come mai. Ben ritrovato Claudio! Buongiorno. Ti hanno evocato, ti hanno richiesto, forse perché nel discorso di insediamento di Donald Trump c'erano tanti concetti che hai portato avanti o hai condiviso o hai comunque fatto notare nel corso di questi anni. E anche noi qui a Radio Libertà molte volte abbiamo sottolineato, te lo dico subito, Alberto mi fa subito l'esempio, ottima l'uscita dall'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, e qui ti hanno pensato in moltissimi. Ma mi fermo, Claudio Borghi, da dove vuoi cominciare? È un reset l'avvento di Donald Trump o che cosa? Claudio Borghi Aquilini. Cominciamo appunto dall'OMS, dai, che è un bel metodo. Intanto scusa, però non so se riuscite a farci qualcosa, ma sento molto eco da quello che dico. Dai, forse un po' meglio così. Comunque, in ogni caso il punto è molto semplice. Qui stanno cambiando tutte le cose in una direzione che era inevitabile. Noi, abbiamo, ecco, giustamente, parlato di tutte queste cose da anni. Il fatto di aver parlato di tutte queste cose da anni non significa avere ragione o avere torto, perché nelle scelte di politica, non è questione di avere ragione o torto, è questione di saper vedere dove possono andare, ehm le direzioni della politica internazionale. E effettivamente, insomma, un pochettino lungo ci abbiamo visto, perché questo tipo di sistema che era stato messo su, da, la sinistra, la global sinistra, va, chiamiamola così, era così assurdo, così distopico, così che ma io credo che noi ne parleremo in futuro, come si parla di quei periodi in cui, magari anche sotto le grandi dittature o similari, il mondo era annebbiato e si diceva: "Ma che cavolo ci girava per la testa? Ma come facevamo ad andare dietro a queste follie?" In questo caso stiamo semplicemente iniziando a tornare normali. Questa specie di globale tecnocrazia, spinta per la globalizzazione e così via, di cui l'OMS era sicuramente uno dei tasselli, ma altri ne seguiranno, perché io non credo che poi le questioni tipo ONU e così via riusciranno a rimanere, le stesse come prima. Però, la gestione globale del mondo da parte di un'élite antidemocratica, la global pandemia, il controllo delle espressioni, il controllo di quello che la gente dice, l'obbligatorietà di abbandonare, la famiglia tradizionale, di, abbandonare quello che possono essere le produzioni tradizionali per andare verso, cose assolutamente non logiche, tipo l'auto elettrica o similari. Ma queste son tutte cose che saranno veramente ricordate come un'epoca buia, come un'epoca in cui si andava, a
sparati verso la disgregazione di quello che è la nostra società, e le frontiere aperte. Immaginate anche solo le frontiere aperte, le migrazioni globali, senza nessuna possibilità di integrare, chi poi dopo era protagonista di queste migrazioni o invasioni che noi, forse con un minimo più di lungimiranza abbiamo subito definito. In realtà, quello che sta succedendo adesso è una reazione, di una parte della popolazione, che è la maggioranza, che ha capito che questo mondo globalizzato, distopico, dove tutta la popolazione era controllata, dove tutti dovevano fare quello che volevano fare fino a, arrivare a mostrare i Green Pass per poter lavorare, no, e altre idiozie di questo tipo, questa cosa era congegnata da una piccolissima élite contro la stragrande maggioranza della popolazione. Se c'è un mondo senza confini, se c'è un mondo senza dazi, se c'è un mondo senza, nessun tipo di identità nazionale, se c'è un mondo dove non c'è nessun tipo di identità familiare, dove la famiglia viene disgregata, dove si dice che non ci deve essere nessun sesso, non ci deve essere, uomo o donna, ma tutto deve essere fluido, tutto deve essere sostituibile, non importa se tu sei, italiano oppure l'ultimo che è arrivato da chissà quale altro paese del mondo, siete tutti uguali, no, e così questo tipo non è così. Non è così, ma non perché si è diversi come persone, quello sì siamo tutti uguali, ma non si è diversi come possibilità o cioè non è possibile rimanere, e pensare che, un carcerato arrivato adesso da chissà quale paese dell'Africa possa arrivare e sedersi a casa nostra. Ecco, fino adesso invece il concetto era quello, anzi ha più diritti. E invece, insomma, il fatto che ci siano stati nazionali, il fatto che ci sia la famiglia, il fatto che ci siano delle unità, sociali differenti, il fatto che questo sono tutte cose che ci hanno fino adesso tenuto in piedi per 5000 anni. E quindi l'idea di un futuro così come quello che ce lo stavano costruendo e come in parte ce l'hanno costruito, era una cosa che certo, come tutti i cambiamenti, può anche essere fatta, ma forzare un cambiamento a unico favore di una micro élite, quella diciamo dei ricchi delle grandi città che quindi possono divertirsi, andare da una parte all'altra con dei profitti enormi fatti mettendo a lavorare delle persone con salari da fame, e localizzati in qualsiasi parte del mondo, mentre, le sedi venivano messe, nei paradisi fiscali, no, e così via, e le uniche tasse venivano pagate dai normali cittadini. Ma è una cosa che con la propaganda, quindi col fatto che queste persone ricchissime disponevano e dispongono di tutti i giornali, di tutte le televisioni, no, e cose di questo tipo, con la propaganda si può arrivare fino a un certo punto. Poi come diceva Goebbels, non tu con la propaganda puoi far credere tutto, ma non puoi fare credere alla sconfitta dopo la sconfitta militare, la sconfitta economica. Ecco, in questo caso, noi, siamo andati a grandi passi verso la sconfitta economica e l'America profonda, quelli che, non hanno avuto nessun vantaggio da questa globalizzazione, quelli che avrebbero potuto essere e dividersi i vantaggi di essere la nazione più importante economicamente al mondo e che invece hanno dovuto, per un sacco di anni sopportare, una deindustrializzazione assoluta, una disoccupazione compensata solo da sussidi e così via, si sono ribellati e hanno messo Trump. Ecco, io sono ovviamente contentissimo, spero ardentemente che il nostro governo, che fino adesso è stato estremamente, forse troppo prudente, rispetto a questi dei cambiamenti che erano assolutamente visibili, riesca a capire la portata epocale di questo cambiamento, e riesca
ad adeguarsi senza pensare o esserne protagonista, insomma, no, di questo cambiamento, senza star lì più a ascoltare i babbei qua dell'Unione Europea che secondo me ancora non hanno capito nulla o credono ancora di essere tipo come quelli degli Hunger Game, no? Avete presente tutta quella gente vestita buffa, no? Che sta lì nelle loro ricche case mentre gli altri si ammazzano l'uno con l'altro. Ecco, questa è l'immagine che io ho in mente dell'Unione Europea a Bruxelles, che non ha veramente capito nulla, e penso che, insomma, spero proprio che il presidente Meloni, che era lì e ha capito sicuramente la portata storica del momento, non esiti a essere al fianco dell'America in questa rivoluzione. Ecco, proprio a questo proposito, mentre parlavi, stanno arrivando molti WhatsApp al 340-6709-659, sono le 9.52, siamo in diretta con Claudio Borghi Aquilini e in molti facevano notare la presenza della Meloni all'insediamento di Trump, unica leader europea. Qualcuno ha scritto oggi sui quotidiani: abbiamo perso sovranità, eccoci a osannare. Quale può essere il significato? Una maggiore vicinanza agli Stati Uniti, ma qui in Europa ci potrà essere un effetto Trump su molte argomentazioni che abbiamo sentito e che da un punto di vista ci fanno piacere. Poi qualcuno vuole sapere anche se magari c'è stata qualcosa che ti è meno piaciuta nel discorso di Trump, e naturalmente salutiamo Musk con il suo saluto romano, che abbiamo scoperto non è un saluto romano, ma assolutamente era un modo per salutare di Musk, e la polemica oggi è anche su questo. Claudio Borghi. Ma sì, ma veramente vuol dire ancora non aver capito nulla. Oddio, Dio ha fatto il saluto romano, cioè la Euro Repubblica, no? Quello lì pronti a guardare e a travolgere o a cercare di dar significati diversi a quello che uno fa. Oddio, ho allungato il braccio, il saluto romano. Ma io spero veramente che tutte queste cose vengano spazzate via, perché non ne possiamo veramente più. Cioè non è un mondo di berizzi o cose di questo tipo, son cose che succedono solo da noi. Per quello che riguarda invece cose che non mi sono piaciute al momento, se devo essere sincero, niente. L'unica cosa mi sarebbe piaciuto, e insomma mi sarebbe anche stato utile alla luce anche del dibattito di oggi in Parlamento, dove si parlerà di Ucraina, mi sarebbe piaciuto, 2 parole sull'Ucraina, ma mi rendo conto che, che la questione è delicata e suppongo che ci siano le diplomazie già all'opera, perché non so se notate, quanti conflitti stanno venendo, diciamo così, sopiti, no, istantaneamente proprio alla luce dell'inizio della era, del nuovo imperatore Trump, no? Io oggettivamente spero che sia così, e che a brevissimo, si possa andare al tavolo della pace dell'Ucraina, perché voi capite che anche buona parte della nostra futura prosperità economica, verrà, anche da una normalizzazione della situazione in Unione Europea, con una guerra in meno. Cioè capite che smette la guerra, scendono i prezzi dell'energia, scendono le bollette, diventano più convenienti i nostri prodotti, è una roba che insomma converrebbe per tutti, ecco, mettiamola così. Quindi io spero proprio che la prossima cosa che noi vedremo su questi schermi è che Trump non ne abbia parlato, perché sapendo che è una cosa delicata, prima si porta a casa il risultato e poi dopo se ne parla, sulla questione ucraina. Sul fatto di quello che possiamo fare o quello che abbiamo fatto per adeguarci, io non dico che noi dobbiamo fare quello che dicono gli Stati Uniti. Io dico che in questo momento la strada che stanno indicando gli Stati Uniti, secondo me, è quella giusta. Li abbiamo seguiti praticamente come la papera dell'Occhetta Martina, in una marea di cose del tutto sbagliate, sempre con questo mantra, no, c'è l'atlantismo,
non puoi pensare di fare differente dagli Stati Uniti. Atlantismo da una parte, atlantismo dall'altra e dritti a seguire cose sbagliate, no? Ecco, adesso che fan le cose giuste, c'è l'atlantismo, bene, vediamo un attimo di seguirli. Ma ripeto, non perché sono gli Stati Uniti, non ho nessun interesse io da sovranista, diciamo così, a seguire quello che fa una qualsiasi altra nazione, ma se l'altra nazione fa una cosa giusta non capisco, e oltretutto è una nazione importante e influente su tutto il mondo, non capisco perché non seguirla immediatamente. E una buona cosa potrebbe essere seguirli subito sull'uscita dall'OMS, un'organizzazione che è una barzelletta, ormai praticamente una specie di megafono per le aziende farmaceutiche e che non esitano, no, sulla base di questo rapporto a organizzare delle direttive che sono abbastanza simili a degli esperimenti di massa. No, ecco, direi che possiamo anche lasciarli perdere con cifre assolutamente e stipendi che sono assolutamente vertiginosi. Stiamo parlando, non so se vi ricordate le ricerche che avevo fatto e che sono tuttora fissate su un messaggio del mio profilo X, dove vengono fuori che ogni dipendente dell'OMS, inclusi i centralinisti e similari, ha uno stipendio di 14.000 euro netti, no, al mese, e tutti cioè, quindi questa è la media. Quindi è ovvio che poi, più sono i dirigenti non voglio immaginare, no, che cosa pagheranno, che la stragrande maggioranza delle spese sono viaggi, stipendi per questi signori, e se noi mettiamo in rapporto a quello che spendono, per esempio, per le medicine per i poverini dell'Africa, e quello che spendono loro per le loro sedi in Africa, per i loro stipendi e per i loro viaggi, il rapporto è una roba, adesso non è che mi ricordo esattamente le cifre normali, ma di 1 a 5. Non capisco perché dobbiamo pagare per la loro pacchia, ecco, per avere che cosa? Di uno che tenta, per quanto ogni volta, ogni assemblea dell'OMS, di fare dei trattati pandemici tali per cui comandano loro e decidono loro quando ci saranno le pandemie per far tornare il prima possibile dittature sanitarie con cui loro si fregavano le mani, ma anche no. Quindi, se si potesse uscire immediatamente dall'OMS insieme con gli amici americani, credo che potrebbe essere un buon inizio. E voi cosa ne pensate? WhatsAppate al 340 6709 659, oppure, se il senatore Claudio Borghi Aquilini ci regala ancora un quarto d'ora, possiamo aprire anche le linee. Che ne pensi, Claudio? Sono qua per voi. Dai, allora facciamo la pausa e poi chi vuole entrare in onda con noi chiamate al volo 029294 7222. A tra pochissimo. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Si ritorna in onda alle 10 in punto e allora apriamo le linee allo 0292 94 7222 per parlare in diretta nazionale col senatore Claudio Borghi Aquilini, ma già molti WhatsApp richiedono una tua battuta sulla questione bara. Già, perché il comune di Bergamo ha querelato Porto del sindacato OSA. Solo una bara per camion a Bergamo, denunciato. Naturalmente Claudio Borghi Aquilini ci parla dalla commissione Covid. E che cosa è successo, Claudio Borghi, su questo fronte? Ma questo sinceramente è una cosa abbastanza curiosa, che ci sia un comune che si senta chiamato in causa per una cosa fatta dall'esercito. Non lo so, poi ci penserà la magistratura a dire se è il caso di accettare la querela. Io sto dicendo che c'è una persona che è arrivata e liberamente ha detto la sua in commissione, vale a dire questo rappresentante del sindacato di polizia. Non mi pare che abbia mai neanche citato il comune di Bergamo. Quindi, non so. Io
come tutte le cose, quando lui ha detto che c'era una sola bara per camion, e che in realtà il tutto era stato fatto, diciamo così, per drammatizzare, no? E quindi, diciamo, contribuire a creare quel tipo di narrazione che ti voleva chiuso in casa terrorizzato, perché se no, se mettevi il naso fuori di casa saresti morto. Io da subito ho detto che io non avevo nessun tipo di elemento, no, per dire che quello che dicesse questo poliziotto era vero o falso. Può essere che anche lui abbia riferito cose che aveva sentito e che magari non ha detto. Qualcun altro aveva fatto anche notare una cosa tutto sommato anche abbastanza sensata. Dice che se effettivamente all'epoca uno avesse voluto fare una messa in scena, forse tanto valeva fare 100 bare, no? Anche magari vuote dentro per ogni camion. In ogni caso i morti non mancavano a Bergamo in quel periodo, perché non dimentichiamo che è stato l'inizio della pandemia, quando magari le cure venivano fatte in modo sbagliato, quando il virus probabilmente era più concentrato, no? E quindi era più mortale. Quindi, cioè, se uno dice che a Bergamo non ci sono stati morti in quel periodo è matto. Sul fatto della spettacolarizzazione delle cose, voi capite benissimo che invece quello è una cosa che viene fatta normalmente. È ovvio che, tanto per dirvene una, no? Cosa che possiamo sperimentare tutti, è bastato piantarla con il conto giornaliero dei morti. Ricordate, no? Ogni giornale, ogni telegiornale così questo tipo all'epoca iniziava con il numero dei morti, no? Giornaliero. Ecco, è bastato non piantarla con questo rito, e anche la stessa impostazione mentale, no? Dell'angoscia che era stata messa a tutti è stata tolta. Quindi che ci fosse una spettacolarizzazione delle morti, no? Così questo tipo, su questo è indubbio. Su quello che era successo con i camion militari io non posso sicuramente dire, ma mi risulta un po' curioso che ci sia un comune che quereli quando non è mai stato neanche chiamato in causa. Dai, apriamo le linee 0292947222 in diretta e senza filtro con Claudio Borghi Aquilini. Pronto? Sì, pronto, salve, sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Prego. Sì, allora io volevo chiedere al senatore Borghi una cosa, perché mi sembra l'interlocutore adatto. Allora, io vedo in giro una crisi incredibile nel settore della metallurgia, nel settore del metalmeccanico. Non parliamo poi dell'automotive, dove ci sono aziende che sono da mesi e mesi che mandano gli operai in cassa integrazione, ormai si parla chiaramente di licenziamenti. Ci sono aziende che hanno fatto investimenti per le automobili elettriche. Qui da noi c'è lo stampaggio dell'alluminio e di tutti quelli che sono i componenti delle auto, che è quasi fermo. Poi non parliamo del resto. Quando io vado nei supermercati o vado nei bricovari, mi trovo tutti gli oggetti, tutti gli utensili, qualsiasi cosa che serve, tutto ormai made in Cina o made in Est India, made in Est Asia. Allora voglio capire, ma in Europa si stanno accorgendo che stiamo diventando dei poveracci, che tra un po' non avremo più neanche un'industria? Che la gente qui ha dei redditi da fame e con le casse integrazioni non riescono più a pagare neanche i mutui, non riescono a comprare più niente, e gli oggetti che arrivano dall'est sono tutti scaccioni che costano pochissimo, ma che tra un po' non avremo neanche i soldi per comprare. Cioè, ma in Europa dormono? Cosa credono che viviamo di qui in Italia? Di turismo, un po' di vino, un po' di agricoltura. Ma io glielo chiedo a lei, ma c'è una sensibilità da parte di qualcuno di voler cambiare qualcosa anche nel settore dell'automobile, che sta praticamente morendo? Io sto vedendo auto cinesi che costano la metà delle nostre e nessuno fa più niente. Guardi che qui la situazione è talmente grave che nel giro di pochi anni non ne avremo più neanche un'industria di niente. E poi per finire c'è Stellantis e il gruppo di Elkann che sta praticamente svendendo tutti i gioielli di quello che era praticamente il comparto che comandavano loro, partendo da Kumau e dalla robotica, da tutta l'innovazione tecnologica, e qui non stiamo facendo niente. Non Grazie, lo so, grazie. Telefonate male, brevi, mi male. raccomando. Prendiamo un'altra e poi lasciamo rispondere Claudio Borghi Aquilini. Un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto? Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno a te Sammy, buongiorno a Claudio Borghi che seguo sempre con attenzione anche sui social.
Mi ricollego a quello che diceva, e non voglio essere dissacrante, il compagno che ha appena chiamato da Bresciano. Io mi occupo di automazione industriale della zona in Lombardia, Brianza, macchine utensili, impianti di processo, e devo dire che anche a livello di progettazione siamo nella stessa situazione, perché non ci sono investimenti, ma ci sono soltanto intenzioni relative alla parte che riguarda la gestione dei grossi gruppi per i quali ho lavorato, ma nessun investimento sullo sviluppo della parte operativa tecnica. Inoltre vorrei porre l'accento anche sulla parte che riguarda l'intervento che ha fatto il ragazzino, no? L'intromissione ai sistemi informativi. Io mi occupo anche di cyber security. A parte fare un audit interno al Ministero, perché non si fanno queste cose senza che qualcuno dia un accesso diretto, sarebbe opportuno seguire l'esempio americano, quindi una partecipazione dello Stato con però professionalità di privati. Sarebbe ora di farlo, soprattutto in questi ambiti che sono di interesse strategico. Grazie, aspetto una risposta. Grazie, lo smanettone quindicenne che si è cambiato i voti sul registro, però si è messo soltanto un 6, poteva fare di meno. Rispondiamo alle telefonate e poi prendiamo ancora chiamate. Claudio Borghi. Ma io ho iniziato a parlare di politica attivamente nel 2006, per cui quando adesso fra pochissimo uscirà il mio libro che racconta appunto tutto questo percorso del sovranismo e del pensiero sovranista, diciamo così, in Italia, ormai stiamo arrivando quasi a 20 anni, insomma, no? È sempre antipatico dire: "Vabbè, c'avevo ragione", o così, ma quello che mi stanno raccontando gli ascoltatori in realtà sono questioni che avevamo già visto da lontano, ma è evidente che se tu, abbatti, ogni tipo di quello che abbiamo detto, no, se tu vai verso un mondo dove non ci sono frontiere, dove, la produzione viene fatta soltanto da chi ha la manodopera a costo più basso, dove la tassazione o le sedi, operative vengono fatte da chi, ha le tasse più basse, magari da qualche paradiso fiscale in giro per il mondo o anche all'interno della stessa Europa, vedi Irlanda, Olanda, Lussemburgo, no, e cose di questo tipo. Dove le regole vengono fatte a favore dei paesi più grandi, no, quindi magari a chi ha industrie enormi come può essere la Germania, o di grandissima distribuzione come può essere la Francia, mentre invece senza pensare alle imprese medio-piccole come è il tessuto italiano, beh, voi capite che è impossibile, no, anche con tutto il genio, la capacità d'adattamento italiana, riuscire ad adeguarsi. Quindi la sfida è esattamente quella, cioè semplicemente fermare questo tipo di deriva e, ricominciare a ragionare su, quello che può essere un sistema di una cosa che sappiamo fare, vale a dire la produzione, perché sono d'accordo anch'io che semplicemente con il turismo non che per carità va benissimo, ma se un paese fosse prospero perché ha il turismo, a quel punto il paese migliore del mondo sarebbe l'Egitto, non so, tanto per dirvene uno. Quindi è una cosa che è utile avere il turismo, perché è molto utile, equivale a un'esportazione, ma dall'altra parte non è sufficiente per essere prosperi, per essere ricchi ci vuole, la produzione. E quando io sento gente che si preoccupa perché dice che Trump mette i dazi, oddio allora danneggerà i nostri prodotti, ma io penso che gli americani, continueranno a prendere i nostri prodotti, ma il fatto che si va in un mondo dove c'è la possibilità, vivaddio, di ricominciare a mettere i dazi, dovrebbe essere, in realtà una festa per noi, perché dovremmo essere noi a nostra volta a poter mettere i dazi verso la Cina, no, e così via, perché se no altrimenti che senso ha? Cioè non ci sono, non essendoci più, e anche lì vediamo un po' cosa succederà, no, speriamo nel successo dei nostri amici di Alternative für Deutschland per un sano smantellamento dell'Unione Europea. Ma non essendoci più la possibilità di avere quel normale aggiustamento delle diverse velocità economiche che è la moneta propria, ragazzi, l'unica se non ci sono i dazi e non c'è la moneta propria, l'unica cosa che rimane è il salario. E poi dopo e guarda caso son 25 anni che i salari italiani non crescono.
Ma se i salari non crescono e quindi non abbiamo la possibilità di spendere e gli unici che spendono sono i turisti stranieri che arrivano, e la produzione viene tutta dislocata all'estero, ma come possiamo pensare di essere prosperi o di essere ricchi? Cioè è fisicamente impossibile, e quindi bisogna invertire questa tendenza e gli amici che vedono questo declino che sta proseguendo hanno ragionissima, e bisognerebbe, io passo tutto il tempo, dato che siamo in maggioranza, no, e così via, a cercare di farlo capire anche a qualche alleato che secondo me ancora non c'è arrivato. Ancora una manciata di minuti, ancora una manciata di telefonate e di messaggi allo 0292947222 o tramite WhatsApp 34067090659. Dario ci scrive: l'Occidente in salsa americana ha poco a che vedere con l'Occidente europeo greco-romano e con Trump questa distanza aumenta in modo esponenziale. Che hanno a che fare con la democrazia, tra virgolette, occidentale, Musk, Bezos e Zuckerberg, loro sì presenti alla cerimonia? Buona giornata da Dario, ma intanto 2 telefonate. Pronto? Pronto, salve. Tocca a Ciao. me? Ciao. Sì, grazie. Allora, volevo fare 2 domande veloci. La prima, allora mi chiamo Matteo e chiamo da Teramo. Volevo avere una domanda. Se è stato già risposto a questo, mi scuso già in anticipo, ovviamente non si deve rispondere. Volevo sapere, come si potrebbe fare per cancellare definitivamente il MES e utilizzare quei fondi per altre cose? È la prima cosa che volevo chiedere. La seconda è magari troppo complessa: come si fa a fare politica? È la cosa che più mi interessa, magari non se ne è parlato nelle altre, anche se il format già fa capire come si fa, però era una mia curiosità. E poi volevo semplicemente ringraziare Claudio per che viene fatto e anche e soprattutto per quelle dirette fatte dal lago, perché sono servite tanto a mia mamma e mio padre e sono stati sempre molto bene. Un saluto a tutti e un saluto anche ad Alessia, che è una bravissima ragazza. Grazie, un'ultima telefonata, pronto? Ciao Sammy, buongiorno signor Borghi. Prego. Allora, nella mia umiltà volevo un attimino rispondere anche al signore che parlava ma non lo sanno che l'Europa noi stiamo andando a picco, ma l'Europa è stata creata, l'Unione Europea, scusa, è stata creata proprio e solo esclusivamente per danneggiare gli stati, e adesso Trump, io dico Trump, ma quello che c'è dietro, cioè il movimento MAGA, il movimento di QAnon. Trump è una persona che è stata messa lì, secondo me, probabilmente da chi doveva, che veramente comanda, che magari fa parte soprattutto dell'esercito, cioè c'è dietro un progetto in America. Trump è chiaramente parte di questo progetto, è stato messo lì da chi di dovere. Il suo compito principale è quello di distruggerla questa Unione Europea, e infatti di quello che rimane di questa Unione Europea, e probabilmente ci sta e ci riuscirà sicuramente. Quindi dobbiamo solo avere ancora un po' di pazienza. Gli stati torneranno ad essere stati, si uscirà, e la prima probabilmente sarà la Germania a uscire da questo euro stramaledetto. Avremo di nuovo la nostra moneta e saremo uno Stato come eravamo tanti anni fa, che eravamo una delle prime potenze, avremo la nostra moneta, eccetera. Quindi stiamo tranquilli, cioè Trump è stato messo lì anche per quello, e quindi questo è già oltre tutto quello che sta già firmando in questo momento. Non lo dicono i giornali, ci sono notizie sempre che arrivano da fonti, che vuole abolire, sta firmando l'abolizione dell'Agenzia delle Entrate in America, non so come si chiama, per cui ha un nome americano, non è la nostra agenzia, ma equivale alla nostra Agenzia delle Entrate. Quindi le aziende in America e i cittadini non saranno più vessati da questo pizzo di Stato con il piede sopra il collo, e ci sarà libertà di imprese, eccetera, e magari tante aziende italiane andranno là a fare la loro sede, ma tutto quello che succede là siamo contenti, perché a cascata succederà qua
per cui abbiamo solo un po' di pazienza. Cioè, il progetto è talmente grande che noi ci attacchiamo magari, o tanti si attaccano alle piccole cose, ma è tutto un progetto, è un cambiamento epocale. Grazie mille, grazie Presidente e andiamo. Grazie Claudio Borghi, a te la parola. Io, insomma, l'ottimismo della signora, speriamo. Io credo che qui i palazzi siano ancora strapieni di gente che del cambiamento non ne vuol sentire parlare, quindi sarà più complicato, ecco, di quello che sembra. Però, insomma, noi siamo qua ovviamente per cercare di sposarlo questo cambiamento, ripeto, non perché il mio sogno è fare quello che fa qualcun altro, ma semplicemente perché quando c'è qualcun altro che fa quello che avrei voluto fare io, non vedo perché non buttarmici, sì, no, diciamo così, a sostenerlo. Per quello che riguarda invece le richieste dell'ascoltatore di Teramo, come si fa a far politica? Come si fa a far politica? Poi insomma, appunto lo descriverò abbastanza bene nel mio libro, perché la mia storia è proprio quella di uno che faceva tutt'altro, e a un certo punto ha deciso, diciamo così, che non ne poteva più, ed era il momento di diventare attivista. È abbastanza semplice. Invece di occuparsi esclusivamente di quello che succede a casa propria, si comincia, in qualsiasi sede, che sia il comune, che sia la circoscrizione o cose di questo tipo, si comincia a occupare di come cercare di migliorare le cose per tutti e non esclusivamente per se stessi. Per carità, io non dico che chi si occupa di cercare di migliorare se stesso sbaglia, perché ci vuole anche una certa vocazione, insomma, no, per dire mi occupo della cosa pubblica. È un mestiere ingrato. Io è ovvio che seppur, diciamo così, di virgolette "successo", no, come politico, perché ci sono riuscito a diventare parlamentare, senatore, cose di questo tipo, ma guadagno molto meno di quello che facevo, di quello che guadagnavo lavorando nel privato, in banca, no, insomma lo sapete che cos'era quello che facevo prima, ma le soddisfazioni oggettivamente sono molto, molto più grandi. E il pensiero di riuscire a fare qualcosa per il proprio paese, ma anche per la propria città, insomma, e cercare di migliorarlo è, secondo me, una spinta forte, un incoraggiamento che do io a chiunque pensi di voler fare politica. Per quello che riguarda, cosa fare, no, quali sono le cose immediate da seguire o similari, quindi come adeguarsi, a quello che stanno facendo gli Stati Uniti, come tutte le cose ci vuole il 51%. Io in questo momento siamo in una maggioranza e questa maggioranza abbiamo dentro qualcuno che non è esattamente così del parere di cambiare tutto o di adeguarci o di seguire quello che sta succedendo oltreoceano. Io mi auguro che adesso non ho ancora avuto modo di parlare ovviamente, non credo che di Salvini, insomma, non ho avuto ancora modo di parlare, credo, con Giorgia Meloni quando tornerà dall'insediamento, insomma, negli Stati Uniti, ma io penso che in maggioranza una riflessione adesso dovrà essere fatta per che tipo di posizionamento noi dobbiamo tenere a fronte di questi cambiamenti epocali. Ecco, pensare di far finta di niente, di andare avanti come se queste cose non stessero succedendo, io sinceramente non la vedo plausibile. Neanche noi, e noi ringraziamo il senatore della Lega Claudio Borghi Aquilini per la sua presenza su questa radio. Claudio, per ringraziarti, una canzone che forse non conosci, ma ho qualche dubbio, è appena uscito l'ultimo album di Enrico Ruggeri, che La caverna di Platone, molto interessante, e Ruggeri sarà in concerto il 1° aprile ai Magazzini Generali di Milano. All'interno di questo
questo album c'è una canzone con un titolo in tedesco, mi scuso subito per la pronuncia, Das ist mir Faust, non mi importa. È una canzone dedicata all'Europa, un'elegante ode all'Europa della cultura, ma una potente critica all'Europa delle banche e degli affari. La facciamo ascoltare a chi ci sente a quest'ora, ma se vuoi, se rimani 2 minuti al telefono, ne puoi sentire un pezzetto, poi te la vai a cercare su YouTube. Ti assicuro, ne vale la pena. L'intero album di Ruggieri è fantastico. Grazie ancora, Claudio Borghi Aquilini. Grazie Sam. Fantasmi sui boulevard, silenti e incorporei, signori e clochard, da Mont Saint-Michel, oltre l'alta marea, ai dimenticati caduti in Vandea, viaggiando su 1000 violini a Bayreuth, seguendo le aquile sui Pirenei, sculture, musei, antiche città, una tradizione che non morirà. Piazze e canali grondanti di vita raccontano ancora una storia infinita. L'Europa che scrive la tua biografia e il resto del mondo ne segue la scia. Tra le cattedrali e i castelli del nord, tra Vienna e la Scala, tra Londra e il Bolshoi, ha lasciato per noi romanzi e poesia, la luce e lo charme dell'aristocrazia. La mia politica altro non è che coltivare il ricordo di te. L'Europa delle banche, delle multinazionali, dei centri di potere, della manipolazione del pensiero, non è la mia Europa, non è l'Europa che voglio. Il tempo perduto cerchiamolo in noi, nell'architettura